Seconda parte di 7 in punto, continuiamo a parlare di economia in presa, insomma cerchiamo di capire che cosa si può fare per non affondare in questo mare che per quanto continua ad essere in tempesta, anche se ogni tanto il vento soffia in maniera più leggera e c'è qualche spiraglio di sole, lo facciamo con Denis Rizzo, che è il responsabile delle politiche di credito, mi corregga se sbaglio, della Lega Cooperative del Veneto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Innanzitutto facciamo subito una specifica per far capire che cos'è la Lega delle Cooperative, perché le cooperative è sempre sembrato un sistema. Una volta, anni fa, le cooperative erano quelle realtà che fornivano i servizi, tra i servizi sociali, i servizi di varie genere, ti mettevi insieme soci e insomma facevi una specie di impresa con un sistema cooperativistico che era diverso. Oggi, sotto il termine cooperative, ci sono vere e proprie aziende, o sbaglio? Cioè, ci spiega che differenza c'è tra impresa e cooperativa? Allora, io potrei spiegargliela in maniera molto sintetica. Sì. La differenza sostanziale è che in una cooperativa non c'è il titolare. I titolari di un'impresa cooperativa sono i soci. E quei soci possono essere o soci lavoratori, nel caso di cooperative di lavoro, piuttosto che soci consumatori, pensi alle cooperative di consumo, quindi ai supermercati, no? Anche alla grande distribuzione, che è costituita in forma cooperativistica. Ovviamente questo modello di impresa, lo sottolineo, la cooperativa è comunque un'impresa, ha nei secoli, perché di fatto le prime cooperative nascono nell'Ottocento, e quindi, come dire, hanno una storia importante, salda, assolutamente. come le altre industrie, insomma. Ma le cooperative sono forme di impresa che nascono proprio sul fabbisogno delle persone e quindi hanno accumulato esperienze importanti anche da un punto di vista storico e nel tempo hanno dispiegato la loro applicazione, la loro attività praticamente in tutti i settori del fare dell'uomo e quindi in ogni comparto economico noi troviamo la presenza di imprese cooperative e la capacità delle cooperative è proprio questa sostanzialmente, cioè essendo molto spesso strumento, no, con cui si dà una risposta a dei bisogni, man mano che le società evolvono e quindi incrociano bisogni diversi, anche la forma cooperativistica si adegua a queste necessità nuove e quindi troviamo anche forme più moderne, mi passi il termine, di cooperative. La diffusione di più cooperative? Non tanto quello, proprio come settore di attività. Guardi, qualche anno fa non avrebbe mai trovato, anche l'avesse cercata con la lente, una cooperativa, ad esempio, di medici dentisti. Sì, infatti. E invece le posso garantire che sul territorio nazionale, in Veneto, insomma, questa è una realtà che sta sempre più proliferando. Una sorta di studio associato, uno studio professionale? È un po' di più che uno studio associato. Lo studio associato serve sostanzialmente per mettere insieme diversi professionisti, medici piuttosto che architetti, no? Ma che alla fine ognuno mantiene la sua autonomia, la sua anche indipendenza dal punto di vista proprio della professionalità. Fare cooperativa significa fare un passo in più, e cioè tutto quello che entra in quella dimensione di impresa lì è condiviso e quindi non c'è più il mantenimento della singola specificità professionale, ma è messo in condivisione. Assolutamente sì. Le ho fatto l'esempio dei dentisti perché è uno dei grandi temi, no? Che nella filiera, diciamo così, sociosanitaria rappresentava una delle spese più importanti per l'utente, per il paziente. Questo modo di fare cooperativa ha incrociato quindi una domanda per i prezzi, come dire, molto alti. Il fatto che io mi rivolgo ad una cooperativa, certo, no? Per il dentista, facciamo sì, un'ipotesi, a questo punto, come ce l'ha spiegato lei, sembra che se io vado da un libero professionista a una certa tariffa, sì, se vado invece in una cooperativa mi aspetto delle prestazioni più a buon mercato, quindi sì, è questo che poi ed la è cooperativa... esattamente questo. È esattamente Ma questo. c'è uno statuto che il sistema cooperativo impone, quindi con delle regole specifiche? Allora, uno dei principi fondanti la cooperazione
è rappresentato dal fatto che, a differenza dell'impresa tradizionale, privata, dove c'è un imprenditore che investe dei soldi O c'è un consiglio di amministrazione con dei soci. o più soci, insomma. Insomma, ci sono dei privati che investono dei soldi, dei capitali, con l'obiettivo di trarre un profitto da quell'investimento iniziale, no? Quindi c'è una logica lucrativa alla fine. La logica che invece sottende all'impresa cooperativa è totalmente diversa. E cioè, l'obiettivo che hanno i soci di una cooperativa è quello di creare, attraverso uno scambio con la cooperativa stessa, e quindi mettendosi assieme, un beneficio per se stessi. E Non è un allora, beneficio economico? assolutamente sì. Ok. In una cooperativa di lavoro, Sì. supponiamo si faccia una cooperativa che opera nel settore dell'edilizia. No, adesso mi è venuta così. Qual è lo scambio che c'è tra il singolo e la cooperativa? Io come singolo divento socio di quella cooperativa lì e ci metto anche dei quattrini perché devo versare la quota di capitale sociale che mi viene richiesta. In cambio, essendo quella una cooperativa di lavoro, la cooperativa dà a me un posto di lavoro. Ecco dove sta lo scambio. Quindi non c'è un obiettivo lucrativo alla fine. Io non investo un capitale per trarre un utile da quel capitale, ma investo un capitale in cooperativa per avere il posto di lavoro. Quindi a stipendio fisso, esatto. invece che uno stipendio variabile. Esatto. Se lei fosse un socia di una cooperativa di consumo, penso alle Coop, ai supermercati, lei versa la sua quota di capitale sociale e in cambio che cos'ha? Ha un prezzo migliore quando va a fare la spesa. Perché? Perché è premiato lo scambio che lei chiede a quella cooperativa attraverso il versamento Non ha della una quota parte sociale. dei dividendi, invece se fosse un'impresa, è una parte dei Le imprese cooperative, questo sì è normato, non hanno, a differenza delle imprese di capitali, la possibilità di suddividere gli utili. Diciamo un investimento sicuro. Oddio, poi anche lì, Sicuro, definirlo sicuro, come sicuro dire... nel senso nei meccanismi, qualora il mercato sì, sia... assolutamente sì. Qualora... Dopodiché le cooperative sono delle imprese che si misurano al pari degli altri, al pari delle altre imprese, con quelli che sono... I problemi. Assolutamente E sì. delle problematiche che affliggono anche il mondo del sistema cooperativo e le risposte che sta approntando il sistema cooperativo per affrontare queste problematiche. Di tutto questo parleremo subito dopo la pubblicità. Torniamo tra un paio di minuti, grazie. Siamo tornati in studio, ancora benvenuti a 7 in punto, il secondo ospite della mattinata, Davis Rizzo, responsabile delle politiche di credito della Lega Cooperative del Veneto. Nella prima parte ci ha spiegato insomma cos'è il sistema cooperativo, perché è vero, potrebbe essere scontato per molti ma non per tutti, e quindi fare un distinguo va sempre bene. Sistema cooperativo che risente anch'esso dell'andamento ovviamente dell'economia, magari non fosse così, però in qualche modo cerca delle soluzioni, visto che la cooperazione, no, quasi prima di altre forme di attività produttiva, alla base proprio del suo modo di concepire l'economia, il mettersi assieme. Un ulteriore passo è quello di mettere assieme le cooperative. Non a caso la Lega Coop del Veneto, perché poi la Lega è quella associazione insomma, che riunisce tutte quante le cooperative, ha appena siglato un accordo con la Lega Cooperative del Friuli Venezia Giulia in sintonia con quello che è un atteggiamento a livello nazionale, no? Di creare queste aggregazioni di cooperative. Qual è la finalità? Perché questa improvvisa aggregazione, di cui improvvisa è molto ironico, perché si parla di distretti, di rete da anni, e adesso forse si scopre che questa rete è sempre stato un bel dire, ma non è mai, insomma, si è sempre parlato di rete, ma nessuno l'ha mai tessuta. Oggi invece è solo l'ennesima carta scritta oppure ha un'operatività fattiva? No, è qualcosa di molto concreto e di molto tangibile. Noi abbiamo iniziato da un po' di tempo come Lega Coop Veneto un confronto, un ragionamento molto, molto approfondito con i vicini di casa di Lega Coop Friuli Venezia Giulia.
e adesso non necessariamente abbiamo scritto col sangue che dovremmo dar vita a una sola organizzazione, perché poi questi sono processi che hanno anche bisogno dei loro tempi, di essere metabolizzati, di essere governati per non fare delle sciocchezze. Ma insomma abbiamo in qualche maniera dato vita di recente invece a un elemento davvero concreto di aggregazione. Noi avevamo e abbiamo tuttora come Lega Coop Veneto una nostra società di servizi che opera a servizio appunto delle cooperative aderenti a Lega Coop Veneto. Che servizi offre a queste cooperative? Offre servizi di formazione, di consulenza, servizi di natura fiscale, quindi una classica società di servizi alle imprese con una specializzazione ovviamente molto forte sul tema cooperativistico. Che la Lega delle Cooperative, possiamo dirlo, è l'associazione di categoria, insomma. Assolutamente sì. Abbiamo fatto un ragionamento con il Friuli Venezia Giulia e da poche settimane questa società di servizi è condivisa tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Che significa metà dei costi? Sostanzialmente sì, ma soprattutto quel tipo di società opera non più in un mercato limitato al Veneto, ma assolutamente in un mercato che comprende un'area molto più vasta. Perché? Perché anche per una società che fa formazione e consulenza alle imprese, oggi più che mai deve sviluppare volumi, deve avere capacità anche di avere masse critiche diverse rispetto al passato, perché altrimenti, come dire, la competizione con la concorrenza la perde. Quanto il fatto che Veneto e Friuli Venezia Giulia abbiano anche una posizione geografica, no? Per cui le cooperative venete possono guardare a ovest e le cooperative del Friuli Venezia Giulia possono guardare a est ma anche a nord. Quanto in questa visione di un mercato allargato e quindi le diceva fare massa critica, parlando proprio di sistema cooperativo, perché penso a molti servizi, no, che in qualche modo voi offrite prima che altre tipologie di imprese, quanto appunto questa posizione geografica favorisce questa organizzazione più ampia territoriale? Moltissimo. Moltissimo, perché oramai la compenetrazione, proprio per attività di cooperative associate a noi, tra i territori è consolidata nel tempo. Noi possiamo trovare cooperative friulane stabilmente operanti con sedi in Veneto e cooperative venete che operano in maniera importante e stabile, anche qua in modo trasversale rispetto ai settori e ai comparti in quel territorio là. Ancora, quanto la digitalizzazione, no, della gestione organizzativa e che non necessariamente ha bisogno di una sede fisica collocata in un territorio, perché io posso avere la centrale operativa a casa mia con il sistema digitale, casa mia può essere, non dico in Australia, ma insomma non è necessario che sia proprio o a Udine o proprio a Padova. Quanto questo favorisce, quanto proprio per il sistema cooperativo ha dato una mano? Moltissimo. Moltissimo e nonostante questo quello che si può fare in questo campo qui, non solo per Lega Coop ma proprio per le imprese, per le cooperative di Lega Coop più che per Lega Coop, è tantissimo. Questo è uno di quei temi dove il ragionare di innovazione, di sviluppo è davvero appropriato farlo su questo tema qui. Cioè, quando si parla di infrastrutture tecnologiche, di digitalizzazione, noi, pur avendo una capacità produttiva straordinaria, in Veneto, nel nord-est in generale, noi però qui paghiamo un gap che con altre zone d'Europa e del mondo non riusciamo a reggere il confronto. Noi forse abbiamo ancora la visione che per recuperare i clienti bisogna andare a casa propria e non lo si può fare attraverso la rete? Non solo. Allora, c'è la vecchia figura dell'agente di commercio, certo, che bussa, che certo, invece si potrebbe bussare, no? Certo. Cioè, come noi ci organizziamo i viaggi? Chi più va in agenzia di viaggi? Pochissimi, infatti come dire, le agenzie come dire, sono di meno rispetto a... E allora tutto potrebbe passare attraverso
anche qui agenzie online, ecco, perché poi Cioè, alla fine nel marasma collettivo serve un'organizzazione sempre più serrata, no? Dei negozi online. assolutamente. Soprattutto se si pensa che, come io credo, nel momento stesso in cui non il mercato, anzi i mercati regionali non bastano più, non basterà più il mercato nazionale, il mercato interno, Mercato come domestico. non sarà più quello di prima, ma non perché sarà più ricco, ma sarà comunque più povero e quindi avrà meno spazio rispetto a chi ci ha operato fino a ieri. E quindi se noi immaginiamo di dover, gioco forza, entrare in un'ottica per cui i mercati sono molto più ampi da un punto di vista geografico, e per cui, come dire... Per cui una cooperativa del Friuli potrebbe operare in Carinzia. Ma guardi, non Lanciando una provocazione. non solo perché le posso assicurare che, soprattutto nel campo del manifatturiero, noi stiamo ragionando con cooperative nostre non particolarmente grandi, ma che hanno oramai l'esigenza di confrontarsi con mercati extra UE. Quali sono i paesi che più attraggono Anche qua la manifattura italiana? dipende da cosa si produce, dipende da che tipo di prodotto si ha. E allora per alcuni prodotti, certo, possono valere, no, le economie cosiddette emergenti. E quali sono però queste economie emergenti? Beh, Perché si parlava di Cina, Brasile e India, ma adesso mi sembra che anche loro insomma, abbiano un po' rallentato. Loro crescono meno velocemente di prima, ma crescono. Poi a questi paesi, che sono quelli un po' più, no, celebri, diciamo così, se ne sono aggiunti nel frattempo altri. Penso al Brasile, penso al Sudafrica, penso ad altri paesi dell'Africa subsahariana, alcuni paesi arabi, anche se altri hanno conosciuto delle bolle che poi si sono velocemente anche esaurite. Ci sono gli Stati Uniti. Beh, e per questi paesi è sufficiente, si può, vista le infrastrutture telematiche e quindi anche le infrastrutture di spedizione della merce, si può produrre in Italia e poi spedire? Oppure bisogna produrre in loco? Perché una volta la delocalizzazione era perché si risparmiava nella produzione. Oggi mi chiedo se uno effettivamente può avere la sua piccola fabbrica in un posto sperduto del Veneto e poi lanciare il proprio prodotto dal Sudafrica al Brasile, o deve avere lo showroom, deve avere qualcosa lì in loco? Ma più che... visto che lo showroom lo può avere più che nella rete. Più che qualcosa di fisico, che ci può anche essere, non è quello il problema. Ma sa, per una PMI veneta, sia essa cooperativa o di capitale certo. privato, poter pensare di affrontare un mercato estero, da un punto di vista proprio della distribuzione, della vendita, significa in primis avere mezzi finanziari per poterlo fare. Perché se lei ha un prodotto che fino a oggi ha venduto in un mercato come quello domestico, non è che lo prende e tout court lo vende in Russia piuttosto che negli Stati Uniti. E come arrivo a quei mercati? Allora lei deve intanto, come dire, investire nel suo prodotto perché quel prodotto possa essere venduto nei paesi dove Quindi lei vuole. fare eventuali modifiche Devi investire a seconda del paese anche dove va. Quindi innovazioni di prodotto, innovazioni magari Se di non altro processo. anche l'etichetta devo farla in varie lingue. Bene. E poi deve garantirsi, no, una infrastruttura che rappresenta un canale commerciale, magari ha bisogno di un agente in loco se non di una vera e propria location fisica, tutte cose che richiedono mezzi. E che una realtà come quella della società di servizi della Lega Cooperativa può dare? Allora, noi possiamo dare assistenza, consulenza, ovviamente la finanza è un pezzo che deve mettere. Però voi potete indicare la via. Noi stiamo lavorando parecchio, assieme devo dire, su alcuni progetti, insomma anche assieme ad altre associazioni di categoria non cooperativistiche, su contratti di rete d'impresa che hanno
tra i loro obiettivi anche quello, insomma, di avviare processi di internazionalizzazione, e dove stiamo mettendo assieme sostanzialmente delle imprese, cooperative e non, di dimensioni medio-piccole, più tendenti al piccolo che al medio, che hanno tra le varie esigenze hanno anche quella di provare ad aggredire mercati diversi da quello interno, e che però in solitudine non avrebbero assolutamente la capacità di farlo. Metterli in rete, processo, come dire, non semplice, perché va anche contro, come dire, dei convincimenti, va anche contro un modo di fare economia che in questi territori... C'è una vecchia mentalità. Beh, c'è una mentalità che è consolidata, che dura. È consolidata, e, come dire, non mi stupisco del fatto che sia così consolidata, sa, perché... Sì, però se oggi non dà più risultato... Sì, questo... Guarda, cioè, è inutile che uno continua a dire io devo mangiare la bistecca tutti i giorni, ma se non ho i soldi per comprarmi la bistecca dovrò pensare perché, a mangiare dire, qualcos'altro, una bistecca sì. di insalata, non so. Purtroppo molto spesso ci si scontra con delle resistenze, chiamiamole così, dovute al fatto che questo tipo di impostazione, no, per cui la solitudine dell'impresa ha consentito, da un lato, il non doversi confrontare con gli altri. Sì, insomma, la botta di fortuna che qualcuno ha avuto 15-20 anni fa, oggi non è più possibile avere. Io non la riduco solo a fortuna, ci sono state anche delle capacità. Sì, certo. Allora, parto con un buon prodotto, mi presento con la mia valigetta. Ho una capacità. Sono il pioniere della piccola e media impresa, vado all'estero, mi parte e mi iniziano le commesse. Sì. Oggi così non è più possibile, neanche se avessi la scoperta più fantascientifica nella valigetta, non mi danno neanche retta. Non è più possibile né per l'estero né per il mercato interno. Dico. Cioè, quella roba lì è una roba che secondo me, insomma, secondo anche altri, ma insomma, secondo me è finita. È un film che non ha più niente da dire. E quindi la crisi poi alla fine comporterà questo. La crisi ci offre due opzioni. O noi la subiamo totalmente, e quindi cosa farà la crisi? Farà una selezione severissima di chi, no? In un futuro che non sappiamo neanche se sì, più o meno prossimo. Sì, ma ci ha lasciato dei morti sul terreno. Certo. Parlo non di morti solo, no. morti dal punto di vista finanziario e imprenditoriale, noi ci stiamo giocando, fisici. Noi ci stiamo giocando da questo punto di vista qua un prezzo economico, produttivo e sociale mai conosciuto prima. Allora, stiamo disertificando anche il nostro paese. Non c'è dubbio. Allora, o questo paese continua a subirla e un bel giorno vedremo cosa è rimasto, con il rischio di trovare macerie più che altro, oppure questo paese inizia quantomeno prova a governare alcuni processi, che sono quelli di dire, bene, quali sono i messaggi che questa crisi sta dando ormai da fine 2007, inizio 2008. E i messaggi sono questi, e cioè un modello di impresa che ha fatto la fortuna di questo paese, con ogni probabilità deve rimettersi in discussione e cambiare completamente pelle. Come? Mettendo mano a un po' di capisaldi che fino ad oggi... Capisaldi politici, economici. Anche di natura... Perché lei è responsabile appunto delle politiche del credito. Come si può attivare delle politiche del credito che diano ossigeno? È la domanda del secolo. Nel senso che io, guardi, non sono tra quelli che negano che c'è stato un ruolo negativo da parte delle banche. Volontario o involontario? No, hanno fatto delle scelte volutamente e quelle scelte adesso si stanno pagando. Le faccio un esempio? Ecco. Allora, ad un certo punto, questo paese si è dimenticato di essere il secondo paese europeo per manifatturiero. Se l'è dimenticato perché si è innamorato, da un lato, della rendita finanziaria, dall'altro si è innamorato, technology, famosa. Dall'altro si è innamorato della rendita immobiliare. E guardi, se ne è innamorato perché rendeva,
fare l'immobiliarista pagava e pagava bene. L'80% degli Guardi, italiani è proprietario di casa. Perfetto, ma come dire, sa, dentro quell'80% c'è soprattutto, no, se contiamo chi ha il mutuo casa. sulla prima casa, cosa vuole che... Costa meno il mutuo della La rendita è un'altra cosa. La rendita è un'altra cosa. Allora, le posso garantire, siccome conosco molto bene quel comparto e quel settore, che la stragrande maggioranza degli interventi immobiliari che vediamo in giro per le nostre città sono stati sponsorizzati proprio dagli istituti di credito, i quali ci hanno messo quattrini, hanno tirato dentro le imprese perché realizzassero la roba. Adesso sono le stesse banche che ti dicono, amico mio, il tuo patrimonio è immobilizzato in immobili, l'immobiliare non tira più, cosa ti devo dire? La liquidità io non te la do più. Allora, io sono tra quelli che dicono sì, le banche hanno sbagliato. Bene. Detto ciò, la domanda che lei mi fa è: ma come si dà ossigeno alle imprese? Allora, l'ossigeno, siccome c'è un sistema assolutamente ingessato, perché cosa è successo? È successo che prima solamente per quel che riguardava la pubblica amministrazione, adesso purtroppo per quel che riguarda anche il privato, nessuno paga più nessuno. E quindi la liquidità in giro, guardi è così, e la liquidità in giro è rasente lo zero. È talmente poca la liquidità che pure le banche fanno fatica a reperirla. Perché quei soldi che qualche mese fa la Banca Centrale Europea ha dato, c'erano 4 miliardi. Sì, una roba del genere, non sono stati messi in circolo per dare quell'ossigeno di cui lei parla. Non è stata battuta moneta. No, quelli sono stati utilizzati, tra l'altro, quelli non sono a fondo perduto. Le banche hanno segnato sul calendario giorno e ora, e non manca molto, che devono restituirli alla Banca Centrale Europea. Ma quei soldi sono stati dati alle banche per investire in borsa? Perché salvassero questo paese dal default, comprando che cosa? Titoli di Stato. Allora, e qua arriviamo a quello che dice lei. La domanda è complessa e la risposta molto di più. La provo a stringere. Allora, o noi entriamo in una fase nuova dove le risorse non possono essere più, come dire, rivolte a una mera austerità contabile dei paesi sovrani perché la Banca Centrale Europea ce l'ha chiesto. Qui serve un nuovo modo di gestire la finanza pubblica. Va fatto in accordo con le istituzioni europee, ma bisogna liberare risorse da mettere nell'economia e liberarle dai vincoli dei patti di stabilità o del fiscal compact. Cioè, i conti vanno tenuti in ordine, ma questo non può essere l'elemento con cui si ammazza un'economia, perché in Italia sta succedendo esattamente questo. Non possiamo tenere nella polizza previdenziale di riserva il patrimonio, dobbiamo svincolarla e dire vabbè, andrò in pensione con un capitale minore, però adesso... Decidiamo su che cosa possiamo svincolarle, certo, su che cosa no. Ovvio, certo. Ma ho detto la polizza pensionistica secondaria. O entriamo in questa fase qui, oppure guardi, noi rischiamo di fare della mera accademia. Per fare questa cosa qui... Perché non c'è la volontà di smobilitare questo fondo di riserva? Perché il fondo di riserva di chi è ricco, che non lo vuole mettere a disposizione dei paesi che sono più in crisi? Perché c'è un'idea di comunità europea che ha fatto un po' il suo tempo. E allora o c'è, come dire, un modo nuovo di vivere questa grande potenzialità, questa grande occasione che rappresenta l'Europa, oppure continueremo su questa falsariga qua. Quindi l'Europa non è cooperativa in questo momento? No, assolutamente no. Sa, per arrivare ad avere più cooperazione, come la intendo io, servirebbe intanto in questo paese un governo, ma mi pare che Però sia... abbiamo il Papa. Vabbè, già questo insomma mi pare anche abbia detto qualcosa di importante subito dopo la sua elezione, insomma, quindi... Però, insomma, credo che esprima per gli affari... l'entusiasmo che ha manifestato, se mi permette, anche tra i laici, credo che proprio la necessità di un'Italia che ha bisogno di punti di riferimento. Assolutamente sì.
il Papa è uno ed è importante. Però il Papa è un riferimento più per la comunità cattolica e religiosa. Per, come dire, le cose più terra-terra, Ci servirebbe un ci servirebbe rappresentante. qualcosa d'altro. Mi pare che, come dire, da un certo punto di vista invidio, come Ma dire, oggi si riparte. io da no? questo punto di vista invidio la celerità con cui abbiamo avuto, no, il cambio tra un Papa dimissionario e il nuovo. Però è un sistema più gerarchico, diciamo Sì, così. è vero, però noi abbiamo una... Votano in 115, Guardi, non in 60 milioni. questo paese, l'economia di questo paese ha una gran fretta, guardi. Ringrazio, perché abbiamo fretta anche noi, non abbiamo più tempo a disposizione, ringrazio Davis Rizzo Grazie. della Lega Cooperative del Veneto, ringrazio voi per averci seguito durante la giornata, l'edizione del TG, State in Punto, torna domani mattina, grazie, arrivederci.